le dediche che mi lascia Giacomo. Beh dai, mi ha lasciato anche 2 dinosauri che si smaciullano e un drago che non li ha digerito bene. Il lavoro senza monitor. In teoria sta robe non ti interessa, invece ti interessa perché se robe di Van Life. Ti ho fatto vedere io, più che altro per darti l'ispirazione, cosa ho fatto qua dentro la doccia. Sì, no, non guardare la lampada che ho rovinato verniciandola, non guardarla. Ho messo, l'ho preso dai cinesi, credo, sì, questo attaccapanni, ok? Ovviamente è in plastica, quindi assolutamente impermeabile, si attacca con le ventose, vedi quei 2 cosi rotondi, sono delle manopole che girano per stringere le ventose, è molto resistente, cioè tiene molto peso. Io ci metto tipo qua, questa è una specie di K-Way, giubbotto K-Way, e cazzo sono tornato stonfo, è ovvio lo metto qua e lui sgocciola per terra, no? È tanta roba, ci può essere di ispirazione. Volevo appuntare una cosina, perché non so se poi ci sarà occasione di ripeterla. Lavorare in camper, attenzione, premessa, io faccio il grafico e web designer, quindi c'è lavoro e lavoro, ok? Fare il grafico e web designer con un portatile, con lo schermo di un portatile, tastiera e touchpad solitamente, perché quando è così, vista la posizione delle mani, ti viene da utilizzare il touchpad, piuttosto che utilizzare un monitor come Dio comanda. Adesso lascia stare il 32 che sta arrivando, ma mi riferisco anche a un classico 27 pollici, è tutta un'altra cosa in termini di produttività, ragazzi, in termini di produttività. Io non è che dico che per fare un lavoro qua ci metto 4 ore e di là ne metto 2, però insomma dai, ci siamo capiti. Par quasi, ma non è che mi devo, assolutamente ti pare che mi devo giustificare, sto semplicemente raccontando, è che sembrano a volte a cose da viziatelli noi, capito? Il MacBook Pro di fascia alta e l'Apple Keyboard e il mouse da quel top del Logitech e il monitor eccetera, invece no, perché ti dico, prendiamo un meccanico anche il più bravo del mondo, ok? Fallo lavorare te tutti i giorni, per anni, senza un trapano, con gli attrezzi che manca, senza un ponte, cioè e può essere bravo quanto che te vuoi, ma non riesce a produrti tanto quanto uno che ha gli attrezzi, aperta parentesi, del lavoro, serra parentesi, adeguati, appropriati, te capito? Sarebbe come dire un idraulico che ha magari una sonda, te sa quei telecamere, quei luci eccetera, da 150 euro sparo, e te che dici bravo Mona, ti trovi a 20 euro su Amazon. Sì, ma Dio da Dio, lui non deve fare i giochetti una volta ogni 10 anni con quella sonda, lui deve utilizzarla per lavoro, la utilizza spesso. Quindi fate 2 domande: secondo te, se c'è in vendita quella da 20 e c'è in vendita quella da 150 e a stessa roba, non credo che quella da 20 è per chi vuole spendere 20 e quella da 150 per chi vuole spendere 150. No, quella da 150 dà delle cose della qualità che quella da 20 non dà. Non so neanche perché ho tirato fuori questo discorso, adesso mi sogna qualcosa stanotte. Vabbè, visto che oggi parliamo di materia, ti consiglio tantissimo questo, ragazzo. L'ho trovato all'Ikea, ma non so se te l'avevo già detto. Vabbè, il solito discorso che mi ripeto, perché le robe le faccio vedere a tante persone. E le spatole non sono durissime come sembrano, difatti non rovini neanche le pentole antiaderenti, c'era anche scritto. Ha solo un difetto: praticamente tu quando schiacci qui viene fuori eccolo qua, vedi, il detersivo che metti dentro. Anche se schiacci piano ne viene fuori troppo, cioè io per lavare i piatti mi sono ciucciato, guarda, tutto questo di detersivo, quando di solito con questo qua me ne dava 3 goccette e andavo avanti. Quindi il mio consiglio, se non esce dal buco, è di diluire con l'acqua. Proverò, anzi provo adesso. Vedi, anche queste sono cazzatine, però se aiutano a migliorare la qualità, aspetta, non butto massa, della vita, ben vengano. Accidenti, cioè vuoi mettere tutti i giorni, star là a diventare matti a pulire la spugnetta che è tutta sporca e piena di fondi di caffè eccetera eccetera, quando sta qua ovviamente il caffè non si attacca, vedi, è facilissima, resta sempre pulita, è facile da usare eccetera eccetera, tanta roba secondo me. Certo, ecco appunto, guarda, perfetto l'esempio, in certe situazioni, allora ecco qua, guarda, vedi, schiaccio, vedi, ne viene fuori troppo. In certe situazioni, tipo qua, come fai? E dici, ma che cazzata è? Ok, qui purtroppo ci vuole la spugnetta, però per piatti e pentole o cose esterne, guarda, è eccezionale, cioè gratta bene e ti spalma bene
Si sghinza tantissimo, quello sì, bisogna stare molto bassi perché ti sghinza tantissimo. Sghinza significa, vedi, mandare le goccioline in tutta la parete e in tia finestra di Van Life. Però ragazzi, no, torniamo un attimo indietro nei nostri passi. Niente di particolare, solo volevo dire che quell'aggeggino lì che ti ho consigliato prima è mezzo bocciato, nel senso che va benissimo per tante cose, ma per altre, tipo per, vedi, questa pentola è alta e guarda, il lavandino arriva qua e io ho avuto sghinzi, cioè schizzi ovunque, e avevo fatto la salsa coi funghi, quindi pezzi di salsa coi funghi ovunque, cioè che fai piano, fai forte, comunque l'effetto spazzola fa da catapulta, no? Hai capito? E quindi niente, per certe cose è bocciata in pieno, tipo anche la tazza. Come cazzo faccio a lavare la tazza? Hai capito? Può andare bene invece per la pentola bassa, per i piatti, per quello scogliere a pasta lì, per le posate eventualmente anche, sì, ecco. Però capisci, non per tutto. Quindi non ti puoi separare dalla batterica spugna. Il corriere è appena passato a ritirare il monitor, quindi adesso non vedo l'ora che arrivi quello nuovo. No, a te interessa le robe di Pulmin, no? I Kashmir. Allora, le robe di Pulmin, oltre al monitor, c'è che purtroppo ti racconto queste robe perché magari sai, se hai anche tu uno sprinter, no? Vivi un po' anche tu, cioè ti eviti di vivere delle cose perché te le ho già vissute io e quindi vai direttamente per le scorciatoie, quello è il succo, no? Allora, il mio meccanico non riesce a trovarmi un alternatore più grosso del 90 A, o meglio, un alternatore per il mio modello di camper e per quel tipo di alternatore, perché ce ne sono vari, cambiano gli attacchi, hai capito? E allora quello lì me lo trovo a massimo 90 A. Vabbè, io giovedì, adesso oggi è lunedì, giovedì vado in una grossa officina che fanno camion e anche mezzi abbastanza particolari, tipo quelli con le ruspe, piuttosto che con ambulanze, robe strane, camion frighi, eccetera. Quindi in teoria loro dovrebbero sapermi aiutare, speriamo bene. Per quanto riguarda il generatore, Telair veramente è sempre il numero uno come assistenza, quello veramente devo dire, nonostante io sappia, no, che il mio generatore è fuori garanzia, cioè dovrebbero dire, uno potrebbe dire attaccatela al piffero, ok, cioè è finita la garanzia, basta, te l'attacchi al piffero, cioè vai a fartelo riparare da qualcuno, non è che dobbiamo stare qua noi a spiegarti tutto quanto. Invece sono sempre stati ultra gentilissimi, Luca, la responsabile lì tecnico con il quale sto parlando, e insomma stringi sembrerebbe sia solo un condensatore, speriamo perché porta fortuna sto qua, ogni volta che dice ma sì dovrebbe essere questo, effettivamente è quello, quindi speriamo che sia solo sto condensatore. In teoria è di facile accesso, quindi non bisogna smontare il generatore, quindi lo farò con un mio collega che lui sistema centraline, cose elettroniche, quindi ha tutti gli strumenti e non c'è alcun tipo di problema. L'unico problema forse appunto sarà arrivarci, speriamo, insomma, ecco. Ecco, sì, mi dicevano che succede in questi tipi di condensatori che si rompono, o meglio vanno a quel paese quando stanno troppo fermi. Io gli ho detto, beh sì, prima di comprare il camper è stato fermo 3-4 anni, e lui mi fa, allora, cioè, credo sia un po' come il ragionamento delle batterie, non lo so, se le batterie se le lasci scariche per tanto tempo, poi puoi anche buttarle via, credo che sia una roba del genere. E quindi a conferma anche sotto questo punto di vista i generatori, ragazzi, vanno usati, non è la prima volta che ce lo siamo sentiti dire, anche se non servono ogni tanto vanno accesi e vanno utilizzati. Basta, dai, adesso mi sposto con varie commissioni, clienti eccetera. Altre cose, ma tu in video vedi poco, anche qua vedi, no, beh qua sì forse lo vedi. Altre cose diciamo di bricolage inerenti al camper, si può interessare. Allora io avevo sistemando quel cazzo di oblò, mi erano cadute 2 gocce qua di che veramente in video vedi poco, ma in controluce no, la vedi, aspetta, gira, eccola là, oh che la vedi, eccola qua, vedi, non è bello, porca miseria, su una scrivania nuova. E vabbè, Attack, leggendo su internet dicono acquaraggia o smalto per le unghie. No, smalto per le unghie, aspetta, sto qua è il solvente per le unghie,
comunque non funziona lo stesso. E l'unica per l'attack, secondo me, proprio la rimozione è che così con le venature rischi solo di far danni. Io unghie non ne ho, speriamo che col tempo, gratta oggi gratta domani, vada via. Proverò magari più avanti su una parte dietro nascosta come si dice, sai, la famosa spugnetta magica che ti dicevo, che può essere pericolosa per certe cose, tipo io l'ho provata per togliere della colla fuori nella carrozzeria di Pullman, diciamo della colla vecchia, sai, di quei cacchio di clip per mettere gli oscuranti. Sì, mi ha tolto la colla, ma mi ha anche tolto la vernice, è rimasto un alone, hai capito? Idem il frigo lì quella volta, cioè che è stata data una passatina appena appena, perché è una specie di micro carta abrasiva, insomma, per quanto ti possa sembrare una spugna. Quindi per certe cose, tipo le plastiche, va più che bene, metalli, plastiche così, ma per altre cose dove magari c'è colore o cere protettive, lì puoi far danni, hai capito? Quindi anche tu attento. Io te l'ho consigliata tantissime volte, sta spugna magica si chiama, la faceva la Mastrolindo, ma adesso le fanno di 50.000 marchi, la trovi anche su Amazon. Però appunto attento a dove la usi, insomma, ecco. PS, quando si usa la spugna magica bisogna sempre utilizzarla a bomba di acqua, un po' come certe carte vetrate fine. Certo che ragazzi, io avevo voglia perché dovevo farmi l'insalatina, però guarda, 2 mini mezze cipolline, ma neanche è un quarto di cipollina, quindi mezza cipolla neanche, 1,59 euro, cioè più di 3.000 lire mezza cipolla, quindi una cipolla 6.000 lire, buono cazzo, molto buono. Perché fine a qualche anno fa con 4.000 lire ti prendevi una pizza margherita. Ennesima notte in bianco, come ben sai il CP è diventato notturno. Siamo diventati notturni, siamo felici, che dormiamo tutto il giorno e dopo di notte rompiamo i coglioni. Che magna coda, che magna. I parcheggi con casa di Singano si vede anche il no, non è che tutti i clienti poi avere al mare, no, qua su un supermercato e basta. Farsi consegnare i pacchi Amazon negli indirizzi dei clienti è il next level, cazzo. Chiedimi se sono felice. Sì, sono felice. Guardati, se uno la essere felice per un strumento di lavoro e non vede l'ora di lavorare. Devo appena finire un'assistenza su Mac, perché come mi insegnava uno, è vero che io faccio siti internet e grafica pubblicitaria, però in te vita bisogna sempre ciappare un filo di tutto, quindi se ti domanda di sistemare un computer, un telefono eccetera e te sei capace, sapete sempre tutto che non si sa mai. Pensavo meglio con la risoluzione in 4K, questo lo dico agli addetti ai lavori. Guarda che ti faccio vedere una cosa, guarda. Allora, andiamo un attimo sulle impostazioni. Allora, ti faccio vedere una cosa. Allora, monitor, schermi. Questa sarebbe la risoluzione nativa. 3840 x 2160, però se io clicco qui mi arriva tutto troppo piccolo e più che altro, aspetta che non inquadro ma sarebbe il lavoro, i testi sono tutti, vedi qua come rotazione, tipo squadrati, non si legge bene, devo scendere a 3360 x 1890. Ah, com'è bella la primavera che di solito non dura un cazzo. Cosa significa? Tu puoi lavorare e far pure le tue cose, che i pannelli caricano e a fine giornata hai le batterie quasi al 100%. Ah, che bella roba. Faccio il reso domani, ho già preso l'Apple Display, dovrebbe arrivarmi in settimana, un 27 pollici 5K, ma con tutt'altra qualità per chi lavora in alta risoluzione con diciamo oggetti e testi piccoli. Non sto a ripetere la solita del chi più spende meno spende, ma purtroppo ragazzi è così, soprattutto quando le cose ti servono per lavoro. Certo non è, ne abbiamo già parlato, una regola matematica, ma adesso non stiamo qui a dilungarci troppo. Quindi da parte mia mi sento di sconsigliare fortemente tutti questi monitor 4K che vendono da 27 o da 32 pollici, tranne quel Huawei, probabilmente avendo una risoluzione più simile a quella del Mac,
dava veramente una buona resa. Difatti da quel Huawei che costava tipo 500 euro a questo che costa 600 rotti ho fatto un enorme passo indietro qualitativamente parlando. Certo, come hai dedotto mi sto riferendo all'utilizzo collegato a un Mac, quindi se anche tu hai un Mac e hai la necessità per lavoro di acquistare un bel monitor esterno, se che te li sconsiglio vivamente, piuttosto tieniti i soldi in scassera, come dico sempre. Oh, e ora ragazzi testiamo il mio tanto attesissimo portafrutta, che così, se funziona, può essere di ispirazione anche per te, per il tuo campere, hai capito? Beh, lo sento estremamente robusto, dopo dipende dal legno che c'è dietro, per carità di Dio, questo è anche vero, questo è merito del pulmino, però scarica bene il peso su quelle 4 viti e su questo cestino, cosa aiuta? No, è cotone. Mi sembra molto valido, molto comodo, forse l'avrei preferito più, no, va bene, cioè sembra quasi che la frutta cada di qua, ma in teoria no, non si può chiudere per ok, forse l'avrei fatto un po' più abbondante qui, però in teoria spero di non perdere la frutta per strada. Ovviamente, esatto, appunto, il test non è tanto mettere la frutta così adesso, ma vedere in corsa poi cosa succederà con le curve, le cose. Aspetta, mancava anche asseguea, ecco sì, importantissima asseguea, perché ti spiego una roba, so che non sono cose che interessano a te, ma fanno parte del pulmino. Qua sotto lo spazio per la frutta si trova sempre, di solito sposto in qua quelle pentole, questo magari va da un'altra parte, ok, quindi lì c'è spazio, ma anche sopra l'acqua, però vedi tipo cos'è quel buco, da lì quel buco è stato fatto perché c'è uno sfiato dei termi, qui passano i termi, qui fa tanto caldo, quindi le patate buttano i butti, fanno i fiori diciamo, e la frutta si matura troppo velocemente. In frigo non ne parliamo, cioè è troppo freddo, quindi la roba si congela tra virgolette, nel senso che se metti le banane diventano nere ma dentro sono crude, hai capito? Quindi mi affido molto a quel portafrutta lì. Sto qua, se devo parlare di sto qua, vedi tu, e dentro che sia frutta, vedi tu, frutta, manca asseguea, ma chissà cosa sia asseguea, se è una verdura. Sono un po' felice, domani dovrebbe arrivarmi il monitor dell'Apple, lo Studio Display da 27 pollici. Ecco, testiamo questa pseudo cagata che ho preso su Temu, vediamo se domani è ancora buona, ancora le bollicine. Ok, pausa design, perché è arrivato il monitor nuovo, porca miseria, ma che razza di scatola gli hanno messo, esageratissimo. Ascolta, siccome esistono milioni di siti nel mondo che hanno fatto l'unboxing e la recensione del monitor Apple Display Studio, io ovviamente non ti farò niente, semplicemente adesso me lo attacco e continuo a lavorare. Gli merita tutti i soldini. Ah sì, test il giorno dopo della lattina, se è ancora frizzantosa, non so, così, faccio prima. Direi che in un giorno ha perso circa un 5-10% di frizzantezza, quindi non è male. Non è male come idea, non tanto l'articolo di Temu, probabilmente te lo trovi in qualche supermercato, in qualche China, da qualche parte, è proprio l'idea di avere un salvalatina, insomma, ecco, che magari te la birra a metà e se un peccato buttala via. Però attenzione che ci sono sempre le due misure di lattina, quella stretta tipo Coca-Cola, Red Bull per intendersi, e quella larga tipo birra o Coca-Cola una volta. Mi fa morire, mi dai colpetti col muso, mi indica il cibo, no, non c'è più niente, non c'è più. Cane depresso. Il CD. Fermi là. Eccoci qua, avevamo parlato che il giorno dopo aveva perso il 10%, il giorno dopo ancora è praticamente completamente svampita, quindi sì, va bene per prolungare un attimo la vita, le lattine, non per tenerle 2-3 giorni. Sono ultra elettrico, c'è un cliente antipaticissimo che non capisce un cazzo, vabbè, ok, e in sostanza sto pensando se dargli indietro l'acconto a metà lavoro e mandarlo a quel paese, che sia un lavoro a 2000 euro, non è che sia
chissà cosa, però non lo so, ci devo pensare, perché ho distinto veramente, gli farei subito il bonifico, gli manderei indietro tutto e gli dico ascolta, vai, perché veramente certe persone si chiamano vampiri energetici, nulla di metafisico, ti distruggono, ti cavano l'entusiasmo, ti cavano le forze, ti cavano tutto proprio. E per di più ci fosse un qualcosa di criticabile, insomma, voglio dire. Vabbè, no commenti. Ovviamente questo lo capiranno i vari artigiani, quando tu nel tuo lavoro riesci a raggiungere un determinato punto, poi hai tantissime riconoscenze da parte dei clienti. Non parlo di riconoscenze economiche, parlo di riconoscenze a livello critico, diciamo, nel senso che tutti ti dicono: ah, madonna, che super sito che mi hai fatto, che grafica, che qua e che quello, e gliel'ho fatto vedere anche a Tizio, a Caio, tutti hanno detto che è fantastico, come quella volta ho fatto un sito a un'azienda di camper, ci ha chiamato l'Adria per farci i complimenti per il sito. Vedi, queste sono le cose che tengono vivo il mio lavoro, il mio entusiasmo e tutto quanto. E qui mi voglio collegare, quando tu artigiano arrivi a questo punto dove hai tante riconoscenze, lì non ti fermi, lì continui, voglio dire, perché il tuo lavoro è un lavoro continuo. Nel continuare cosa succede? Che migliori sempre di più, ovviamente si affinano le qualità. Aspetta, mi ero interrotto perché poi mi è arrivata gente, spero di riuscire a ricollegarmi il discorso. Quello che volevo dire è che, riassumendo e stringendo un po' quello che ti ho promesso, è che tu vivi una vita per fare quel lavoro, arrivi a un certo livello, più passa il tempo ovviamente più migliori. Nonostante questo, e soprattutto nonostante rispetto alla concorrenza tu sia 20 scalini più sopra, porco zio, trovi quello che ti deve sminuire in tutti i modi e schifare il tuo lavoro per starti a contrattare sul prezzo o per avere cose in più, ok? E a me questo fa imbestialire, perché veramente mi togli l'entusiasmo, mi togli la voglia di lavorare, diventa proprio zero, nero, ci devo pensare, vedi. Però la voglia di chiudere tutto subito è tanta, ragazza, è tanta. È un po' come tu avessi un capo coglione che cerca di sfruttarti in tutti i modi e tu ti licenzi, hai capito? Cioè dici: ma per un mese, due stringo i denti, oppure dici: no, ma vaffanculo, cioè è disumana sta roba, mi licenzio e vado da un'altra parte, non ho bisogno dei suoi soldi di merda. Ecco, quello è il concetto. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying